A Treviso dal 15 maggio al via la settimana della sostenibilità, sono 43 gli eventi in calendario, tutti aperti al pubblico, che si svolgeranno per lo più nella sede della provincia di Treviso, il Sant'Artemio. Noi sono 8 anni che lavoriamo in questo ambito, io sono arrivato l'ultimo anno e mezzo, per cui mi sono trovato un lavoro fatto in maniera egregia con un gruppo di aziende che stanno trainando tutto. Ovviamente lo scopo adesso, abbiamo 5.000 aziende, abbiamo 4 province importanti e quindi abbiamo molte più aziende su cui lavorare. Ovviamente sono aziende di piccola e media dimensione, è il nostro territorio, che è anche la nostra fortuna, dove magari l'imprenditore non si è mai concentrato troppo su queste cose, oppure la sua parte sociale l'ha fatta perché era la sua famiglia. L'azienda che ha 25, 30, 50 dipendenti è così di fatto. Quindi oggi spieghiamo a tutti, soprattutto a queste imprese che sono un po' meno strutturate, come poter approcciare questo ambito. Si sente di dire che, diciamo, le aziende che voi rappresentate sono comunque aziende virtuose da questo punto di vista, che sono più avanti magari rispetto anche alle istituzioni. Sicuramente mediamente sono imprese virtuose, in alcuni casi anche, lasciatemelo dire, pionieristiche, nel senso che il tema della sostenibilità è un tema che prima Un'Industria Treviso e poi Confindustria, ora Veneto Est, è già partita a lavorare su questi temi con un gruppo di sostenibilità, un gruppo ricco di aziende già nel 2016, quindi diciamo che in alcuni casi ci sono aziende che sono pionieristiche in questo caso. Nel suo, diciamo, tour tra start-up riusciamo a fare qualche esempio pratico di innovazione per far capire a chi ci ascolta? Beh, mi piacerebbe, ma io non spoilerò nulla, quindi quello che invece vorrei è che veniste proprio ad ascoltarli, perché saranno 4 momenti davvero molto interessanti e sì, oserei dire anche sorprendenti.